Saranno circa 135 milioni di euro. Le risorse che il prossimo piano di sviluppo rurale da qui al 2020 metterà a disposizione per i giovani che vogliano insediarsi nel mondo agricolo. Noi siamo insieme ad Andrea Miotto, che è un giovane futuro imprenditore agricolo, anche se insomma la sua famiglia produce vino già da diverso tempo. Siamo precisamente a Vidor, siamo all'interno delle terre del Prosecco e siamo qui per avere insomma un po' la tua testimonianza di quello che tu hai intenzione di fare con queste risorse che l'Unione Europea mette a disposizione per i giovani. Sicuramente è una bella opportunità che l'Unione Europea mette insieme alla Regione ed è sicuramente un'opportunità per chi come me decide di intraprendere diciamo in maniera totale, in maniera impegnata il settore agricolo, il lavoro nel settore agricolo, la possibilità di poter avere diciamo un aiuto, un sostegno per partire in questo e per svolgere diciamo al meglio questo lavoro, perché insomma c'è la possibilità di intanto avere un aiuto nella partenza appunto, ma poi anche con le varie misure che ci sono di poter fare degli investimenti mirati su vari aspetti insomma di quelle che sono le opportunità e i punti di lavoro che abbiamo. Ecco, per capire qual è un po' la tua situazione, che immagino possa essere simile a chi magari giovane ci sta guardando da casa. Ecco, voi fate vino, tu sei sempre stato in questo settore, in questo mondo, e come mai hai deciderai di usufruire del PSR? Allora sì, chiaramente la mia famiglia è una famiglia che è nell'agricoltura da sempre, in particolare qui insomma siamo nella zona di Valdobbiadene, Conegliano, quindi la terra, il cuore del Prosecco Superiore di OCG e chiaramente anch'io ho sempre lavorato nell'azienda, insomma ho fatto il mio percorso di studi, qualche esperienza lavorativa un po' per dare qualcosa in più a quello che comunque ho sempre visto qui in azienda sin da quando ero più giovane. Chiaramente adesso la mia intenzione è quella di prendere un po' le redini della nostra azienda, non perché il papà chiaramente non sia in grado, ma Però, perché... insomma, senti che è il momento giusto forse per fare un passo in più. Sì, certamente, insomma, la responsabilità di gestire un'azienda è una responsabilità importante, credo che vada comunque gestita in maniera seria, oculata e soprattutto con dei piani ben precisi in testa, che sono sia finalizzati alle tipologie di produzione che anche ai modi con cui queste vengono fatte. Mi pare di capire, insomma, che d'accordo è importante ed è sicuramente un'opportunità il piano di sviluppo rurale, però questo non basta a far andare bene un'azienda, uno deve avere, come dire, le idee chiare, una strategia chiara da perseguire. No, certamente questo insomma è fondamentale, credo, altrimenti non diventerebbe più un contributo, un aiuto, diventerebbe semplicemente dell'assistenzialismo, cosa che in agricoltura credo sia una delle cose più sbagliate, no? Come in tantissimi altri settori. Quindi insomma noi abbiamo deciso di fare degli investimenti importanti in questo momento, visto che comunque sto portando avanti la nostra azienda di famiglia, insieme poi insomma mio papà, mio fratello, chiaramente tutta la famiglia, però adesso insomma il momento è comunque un momento buono per il nostro settore e noi stiamo programmando degli investimenti importanti, appunto dobbiamo costruire la cantina nuova, quindi fare una serie di investimenti e credo che questo sia un'ottima opportunità, questi aiuti che si possono avere per farli in maniera oculata, insomma andando a seguire le varie indicazioni, i vari focus che ci sono e credo che sia appunto un momento interessante, ecco questo. A questo punto rimane solo da attendere che escano questi bandi e ci saranno un po' di carte da presentare, ma insomma la burocrazia ormai dobbiamo un po' conviverci. Con quello dobbiamo, sì, l'abbiamo sempre vicino a noi, la burocrazia, è un collega, diciamo, un collega che ci fa perdere un po' di tempo, comunque insomma, sì, anche noi siamo in attesa appunto di capire realmente quelle che sono tutte le varie opportunità per capire come muoversi, come
come un po' gestire questa cosa. Sicuramente ci sono molti professionisti che ci possono aiutare in questo ed è una fortuna, insomma, ecco. Grazie ad Andrea Grazie. Miotto, e qui dalla sua azienda, da Vidor, dalla provincia di Treviso è tutto, noi ridiamo la linea allo studio e ti auguriamo buon lavoro. Grazie.